Oh, ma quello è un fucile! Ma è caduto! E chi Incidente? Aia. Oh, ma per farla self non la puoi usare, dopo mettila stesso dal conto suo. Business. Ah! How dare you? What the fuck, bro? Sono venuti direttamente col camion, ragazzi, perché siamo troppi. E si parte direzione lago di Bomba oggi. 500 km già abbiamo fatto, penso una settantina, beh, io pure un'ottantina per raggiungere i vari appuntamenti. Ma adesso dobbiamo salire solo in sella e iniziare a camminare un po'. C'è la riunione? Loro sgasano. Bene, va bene. Tutto normale, si può dire. Facciamo riscaldare per bene le gomme, in modo tale che così abbiamo il massimo grip. E adesso, ragazzi, iniziano le curve e si inizia a camminare un po' in più. Io mi tengo sempre a distanza, ognuno ha i propri spazi, non farò sorpassi azzardati, tantomeno spero che anche chi è dietro di me non lo farà. E il Velox c'è. Ciao, bella. Ma è proprio un raduno di macchine, quindi. Sì, penso proprio di sì. Sì. Mamma mia, bella. Tanta roba. Dove dobbiamo andare adesso? Ok, sì. Se non sapete nemmeno voi dove cazzo dovete andare, ma che vingarellate a fare, dico io. Cioè, che senso ha? What the fuck, bro? Ops. Aia, Teo Bellani, aia. Però ci ha salutato. Non lo so se era un saluto ironico. Ma salutare! Troppo forte! Continui, chi da bene. Che non ho navigatore, non conosco le curve. Bastardi! Madò, che belle curve, ragazzi. Mi sto consolando. Vai, non fa niente senza navigatore, vai, non mi interessa. Non è vero, un po' di pensiero ce l'ho, cazzo, che non vedo nessuna curva prima, non so niente. Come si mette? Continua, perché non va il guanto touch? Dovrebbe essere touch. Grazie, qualità AliExpress. Business. Bastardo. La strada è molto sporca e dissestata. A parte che mi stanno volando un casino di pietre in faccia, ma poi è proprio... è sconnessa, ecco, non mi veniva. Vedete? Boom. Ancora, si salta, si balla. Tutto questo poi in curva, quindi è ancora più sicuro, diciamo. Poi sporca, la strada è sporca. Oh, chi da becchi. Immersi nel verde a goderci questi paesaggi. Il bello è che adesso non siete un cazzo perché ci sono gli alberi nei lati e poi c'è lui che passa a 200 su una ruota. Fra, io lo sapevo che avresti frenato di scatto, però attento che dietro di te ci sta altra gente. Allunga la frenata perché dietro di te sta altra gente. Io per questo mi sono allungato fino a qua giù.
per lasciare anche a loro lo spazio di frenata, capì? Ma potrebbero mettere un avviso prima, qualcosa. Bisogna stare attenti ragazzi, perché questa strada è piena di fossi e piena di briciolini. Già si è visto dall'inizio, quindi non conviene proprio entrare in curva. Vedete le voragini, il fango, lo sporco, quindi meglio andare piano e portiamo la pelle a casa. Aia, mi ha lanciato una pietra sul naso, mi ha fatto malissimo. Ma chi ha fatto il percorso? Ma chi ha fatto il percorso? Bam 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 bam. Stiamo distruggendo una moto. E dovevamo fare i passi belli. Oh, dove stanno i passi belli? Vabbè, la spengo la telecamera a questo punto. Ci vediamo dopo. Adesso sta diventando bella la strada, anche i paesaggi. Oh ragazzi, guardate dove siamo. Bellissimo. Bellissimo il paesaggio, sì, ma la strada ragazzi resta sempre una ciofeca. La strada veramente... Oh, brutto quello. Sono volato ragazzi, sono volato dalla moto. La strada veramente fa pena, quello stavo dicendo. Olè, non si vede nemmeno nulla. Bene, terra mischiato a pietre ed acqua. Il tutto racchiuso dai fossi. Attenzione qua ragazzi, qua è brutta proprio, falli andare piano. Sarà un tragitto alquanto faticoso, perché da quello che vedo mancano 26 minuti di curve. Nice. Oh, vai vai vai, balletto, balletto. Stiamo ballando ragazzi. Aug penna bianca. Oh ragazzi, ma siamo dispersi nel nulla veramente, cioè il paesaggio è spettacolaris. Vai vai, segnalate sempre tutto. Io lo faccio con i piedi perché togliere le mani qui è veramente pericoloso per come si balla. Io sono deficiente, lo so. Ragazzi, ma chi ha fatto questo percorso è un po' stronzo, eh? Lo dobbiamo dire dopo tutti quanti insieme, che dite? Hanno fatto il percorso per le grandi linee. Sì, no, ma il percorso proprio per l'enduro. Ragazzi, noi ci becchiamo dopo. Il percorso comunque è una cacca. Oh, ma che è questo rumore? E perché ha fatto così brutto? Venite con me, venite con me. Care, non parto. Spegni e rimetti il quadro. Wow, che vista. Oh, inizia l'asfalto bello. Volevi! Oh, è come scivola la moto appena acceleri. È piena proprio di polvere, briciolino, asfalto proprio di cacca. Oh, dove vai Valentino? Nell'erba non devi entrare. Wow, mi sono cagato sotto ragazzi. Sono passato in due fossi pieni di bricioline, pieno di cacca a terra e ho avuto paura. Hai cagato? Ah, che bello, un po' di asfalto decente. Vabbè, è durato poco. Abbiamo optato per non fare i passi di montagna ragazzi, ma di fare questo soft enduro. Mamma mia, che schifo. Rassegnato, mi metto all'impiedi, non fa niente, mi devo fare 20 minuti di strada all'impiedi. E patapim e patapam, e patapim e patapam. Ho fatto anche una puzzetta, ho fatto. What the fuck, bro? Corri, Forest, presto! Continua a correre dietro il cane. Ha morso qualcuno? Ma cambo, mo cambo. Lessi! Oh, eccolo, si vede! Oh mamma mia, stavo cadendo. Bello però ragazzi, che colori. Posso fare anche 1000 chilometri, non mi interessa. Ne vale sempre la pena. Questa mi piace, questa mi piace. Merita il ginocchio a terra anche se ho le cute fredde. Devo smetterla di parlare in curva e mi devo concentrare sul fare le curve, perché parlare in curva mentre si è giù ti rende il lavoro abbastanza difficile. Tieni, tieni. Limite di 90. Che vuoi fa? Vai ragazzi, e faremo anche questa. È tutta un'esperienza. 10 minuti di strada così, cioè, la situazione è sempre peggio. Guarda qua, quella è franata sta strada. Ma siamo sicuri che è la strada giusta? Non lo so. Ma Google, ma che cazzo di strada ci stai facendo fare? Ma io che cazzo ne so, scusa. Eccolo! È finito! Ma tu devi dire, pensa a chi ha fatto andare di là, perché quella anche è una strada. Cioè me la segnala qua. Ho gli stivali lerci, pieni di fango, scivolano. La strada fa pena. Adesso slitti e poi ti impenni.
Ma dove cazzo è questo agriturismo? Scivolando? No, quasi scivolando, hai visto slitta? Oh, qua, aia, marciapiede proprio. No, qua è pieno di briciolino. Madre, che strada di cazzo proprio. Brutta, 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 brutta. Aia, ho fatto una puzzetta. Stavo scivolando l'anteriore nel briciolino. C'è un pandino, ho fatto anche il rimino. Bella agriturismo Olimpo! Arriviamo! Sta a posto! Che? No, ma è normale pure a me! Andrea, non ti ingrippare, ma hai capito dove stiamo camminando? La maggior parte della strada era piena di briciolino. Non ti ingrippare, credimi, la moto a me non ha fatto altro che scivolare. A te una carenata scivola 10 volte di più. Andrea. Sento un rumore quando cammino. Le sono le gomme. Briciolina, briciolino bastardo. Wow. Oh. Che cazzo di vista c'ha? Sarà pure bellissimo qua. Però la strada fa proprio pena. Abbiamo appena finito di mangiare tantissime cose, sono passate 2 ore, ci siamo divertiti tanto e adesso ci tocca tornare indietro, fare un'altra ora e mezza di enduro selvaggio. Ah, siamo tutti quanti senza benzina e io ho il telefono anche scarico tra l'altro. Fosso! Aia, aia! Oh, come cazzo siamo capitati in questo agriturismo? Dove vai? Che c'è il brecciolino, attento! Sono anche gonfio come la merda. Oh, brecciolino, brecciolino. Olè, un fiume. Olè, una pozzanghera. Olè. Dobbiamo pulire le gomme. Questo è il ballo del qua qua, che un papero che fa male solo qua qua qua, e qua qua qua. E la gomma stava scivolando. E il cacciatore che sta là, che ci spara tutti qua. Papero Dove cazzo stiamo andando? Calciatore sulla... Oh, ma il fucile in mano quello. Oh, ma quello è un fucile. Ma può stare per strada col fucile? Oh, teneva il fucile in mano quello. Ma non è possibile, ma posso non sta... Comunque non sta venendo nessuno. Olè, saltino. Olè, saltino tattico. Olè, ma dove cazzo stiamo andando? Oh, facciamo un salto sulla rampa? Sono stanco. Sì. Cazzo, sono stanco, voglio una Red Bull. Voglio una Red Bull. Io non bevo caffè, voglio una Red Bull. Mi sta venendo un po' di abbiocco. Sì, abbiamo mangiato troppo. Vai 09 che ti sculaccio un po', vai. Brava, Ti piace, quando ti sculaccio? Oh, ha sparato anche, guardala. Ti sei emozionata, di la verità. Dove cazzo dobbiamo andare? Le strade fanno pena, ma dove stiamo andando? Ci stiamo andando a sperdere, il tram sta passando. Olè. E ho la gomma sporca, la stiamo pulizzando. E sì, lo dico forte, ma dove stiamo andando? Slitta al posteriore! Oh! Il problema è che non sta venendo nessuno. Non sai mai cosa aspettarti da queste curve, infatti, eccolo! Vedi? Bastardo! Oh! L'ho notato! Bisogna stare attenti, ragazzi. Sì, spingere, ma sempre usando il cervello. Autostrada, che bello! Almeno usciamo da queste strade. Almeno si spera. Ma io l'ho detto 3 volte, Wagyu non ci sta seguendo nessuno. Ma mo già stanno venendo, sta a posto. Ok. Oh. Tranquillo. Ci siamo fermati perché da quello che abbiamo capito 4 di loro sono caduti, però fermo, vabbè, avete visto la strada. Adesso li aspetteremo alla pompa di benzina e vedremo quello che è successo. Ciao Cicciu. È perché tengo bloccata la tuta, capico? No, non uscendomi le palle da fuori, non riesco a pisciare bene. C'ho la tuta attaccata. Ah. Vale, chiudi.
Va benissimo, a me non mi interessa. Dove stiamo andando? Ci stiamo facendo 10.000 paesi. Il sentiero. Oh, ma forse qui ci sono venuto quando ero piccolo. Sì, era qui era. Scivola tantissimo il posteriore, anche se sto andando piano e non sto dando cazzo. Non lo so perché. Forse la strada è umida. Ah sì, è liscissima. Sembra che è asfalto buono, ma è umido. Non voglio correre perché mi stanco di sfondarmi. Me ne vado piano piano. Ce le pennelliamo tranquille. Tu che ci fai in mezzo a una curva? Ma è caduto! Ma io le strade fanno schifo, erano tutte bagnate. Troppo bagnate, troppo la condensa a terra, c'è umidità. È brutto proprio. Aiù, mancano di 2 ore per arrivare a casa a noi, ma che ma fa? Sciugliato per un coppo briciolina, perché stiamo stanco, vedi che ci fermiamo, che mannaggia la cardarella. Ma addosso a te è caduto prima? Ma afferma proprio? Affermo 4 Ma come suonano bene tutte e due? A Krapovic, Rozzi Italia. Manca poco a casa, manca poco. Solo 2 ore. Oh, che giornata di fuoco. E chi Meno male che me ne sono reso conto, meno male. Gente del cazzo proprio. Ma poi come fai a non vedere un faro? A me spara ma non sfiamma. Ciao Albole! Ciao